insomma, d'altra parte i rapporti sono testimoniati da uno scambio commerciale notevolissimo e che, grazie a Dio, non avendo prevalso la tesi di isolarsi e di porre dazi sui prodotti cinesi, ha consentito alle aziende italiane di avere grandissime opportunità, alle aziende venete di avere grandissime opportunità e di aumentare l'export del 33%. Ieri con la Marcegaglia è stato firmato un accordo di $1,5 miliardi. Il Veneto che prospettive ha con la Cina? Non so che percentuali abbiamo su quel $1 miliardo, devo dire che come minimo sarà del 20%, perché questo è in realtà noi agiamo autonomamente e soprattutto siamo convinti che a fare gli imprenditori siano più bravi gli imprenditori e quindi la parte politica, la Regione, si limita a creare le condizioni politiche e di clima commerciale per rendere favorevole l'azione dei migliori imprenditori del mondo, che sono gli imprenditori e non i politici. Quindi vedrete poche gite di autorità, poche gite, permanenze all'estero di missioni. Vedrete tante relazioni come questa e tantissimi imprenditori veneti che proprio grazie a questo clima favorevole trovano in Cina una formidabile accoglienza, che il presidente della Repubblica Popolare Cinese, parliamo di 3 miliardi di un numero, la Repubblica incontri e venendo in Italia, il Presidente della Repubblica non c'è nulla di strano, il Presidente del Consiglio neanche, una visita di cortesia al Presidente della Camera e al Presidente del Senato rientra nella logica, ma che incontri un solo Presidente di Regione, scusatemi, vuol dire qualcosa. Io mi sento uno che ogni giorno deve fare qualche cosa per i veneti che lo hanno chiamato a rappresentarli, ad aiutarli a lavorare per loro, e cerco di farlo ogni giorno in modo adeguato. Qui spero di averlo fatto, insomma, visite come questa, al di fuori di qualsiasi tradizione, mi dicono che non ho sbagliato molto probabilmente. Presidente, nel quadro di questo incontro di oggi ci saranno poi dei seguiti pratici, accordi, acquisizioni, trattative, scambi? Sì, ci saranno, seguono sempre a queste iniziative. Quando c'è un rapporto a questo livello, insomma, questo lascia sottendere che da domani i rapporti saranno più facili e da domani io avrò dei punti di riferimento importanti, importantissimi, al massimo livello a cui poter indirizzare le nuove iniziative che si svolgeranno. E in fondo qui a Venezia abbiamo anche un'altra grande opportunità che io mi sento di citare, un grande vantaggio. C'è un patriarcato che ha una sensibilità straordinaria nei rapporti internazionali e soprattutto con i mondi diversi dal nostro, diciamo così, soprattutto con l'Oriente. Questa è una carta che evidentemente va giocata, va utilizzata, lo è già, ci permette di creare quel clima in cui gli imprenditori meglio si muovono e procurano il benessere per il territorio in cui lavorano. La situazione della Chiesa in Cina è molto delicata e difficile. Avete accennato anche a questo tema dei diritti umani? Io non faccio politica estera, le regioni che fanno politica estera fanno un po' ridere tutto sommato, no? La politica estera l'ha fatta Napolitano, l'ha fatta Berlusconi, l'hanno fatta, credo, forse, ma non credo neppure, il Presidente della Camera e il Presidente del Senato. Il Presidente della Regione fa qualcos'altro e soprattutto in tema di libertà religiosa, di rapporti fra le regioni, ho il sospetto che ci sia un signore di nome Scola che sia un po' più preparato del sottoscritto e un po' più titolato a parlare di questi argomenti. Quindi nessun riferimento a quello che sta avvenendo nel nord della Cina? No, ci mancherebbe altro, non è una mia competenza e quando sarò ministro degli esteri, cioè mai nel modo più assoluto, farò questa cosa. Intanto faccio il presidente del Veneto. Senta, invece sulla tutela dei marchi, cioè la Cina non è un interlocutore neutro, insomma ci sono anche tanti problemi. Lo so, qui ci sono alcune strutture che si occupano, si chiamano Istituto per il Commercio Estero, si chiamano Ministero degli Esteri. Non cadiamo in quell'errore per cui assistiamo a cose patetiche a volte.
la provincia e non dico la provincia perché ahimè è veneta, che trascorre in un anno 42 giorni di missione all'estero. Per far cosa? Per far ridere. Questi sono temi che vanno affrontati nelle sedi opportune. Ma che tipo di attività svolgeranno le imprese venete in Cina? Di delocalizzazione essenzialmente o anche di commercio vero e proprio? No, attenti, non è delocalizzazione. Noi abbiamo questo cattivo vizio di guardare l'impresa che trasferisce una sua attività all'estero come un'attività di pura delocalizzazione. Qualche volta, per carità, è così, ma ormai lo sfruttamento del basso costo della manodopera non è più un fattore di successo. Le cose principali e le aziende che sono venute con me in Cina facevano un'altra cosa ben più elevata, ben più importante, ben più stabile e più duratura di effetti, cioè andavano là a portare, a prendere know-how, a penetrare il mercato con società, joint venture, forme di rapporto con imprenditori e aziende cinesi, che è una cosa diversa e che significa radicare per davvero la nostra presenza, quindi qualcosa di più significativo di quella delocalizzazione a cui a volte si pensa.